يقيني إلى الجنة بما ليس يهمد رسول كريم بيننا زار أحمد في بالجن تكار لأنه للهدى والنور جرار قلبي Passo la parola al dottor Abdal Sabur Turrini, direttore della Coreis, al quale chiedo come la finanza possa interagire in maniera positiva con il mondo del lavoro e dell'etica. xam ne moom la ñu jox kàddu gi mooy ki fi toogal communauté religieuse italienne mooy njabootug l'islam gi nga xam ne ay italien lañ wala sax ñu nekk Italie kon ñun ñëpp ñu bokk déglu ko muy docteur Abdou Sabur Turini nekk directeur général. Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Dio il clemente e il misericordioso, e salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori per questa occasione di riflessione su etica, lavoro e finanza, perché sono temi strettamente legati con la religione e con la sua applicazione. Il direttore, il dottor Bertoni, chiedeva quali possibilità di collegamento ci sono tra la finanza islamica e la realtà lavorativa, la realtà economica attuale. Ebbene, la finanza islamica, come ogni finanza sacrale, come ogni attività economica che pone i suoi fondamenti in Dio, ha delle somiglianze sia con la prospettiva sacrale ebraica che con quella cristiana. E qual è questo punto comune? Intanto che il capitale, la ricchezza, viene solo da Dio. Dio solo è il ricco, Dio solo effonde i suoi beni, e l'uomo deve essere responsabile di saper impiegare questi beni, questo capitale. Ed è per questo motivo che nella finanza islamica il capitale non ha un valore in sé. Il capitale non può produrre interesse, riba, per il solo fatto di produrre quantitativamente qualcosa con lo scorrere del tempo. Questo è un uso sterile, è un uso che non è proprio. L'impiego del capitale, nella prospettiva islamica, deve essere impiegata in attività reali, deve essere impiegata in società che producono un'attività, deve esserci una concretezza, deve esserci una circolazione della barakah, una circolazione della ricchezza che produca una giustizia distributiva. Bene, ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se ci rifacciamo alla parabola dei talenti, che Dio ha dato a ognuno di noi dei talenti, questi talenti non sono di proprietà nostra. Questi talenti devono essere impiegati bismillah, in nome di Dio, il che significa che il capitale, i soldi, devono essere impiegati in qualcosa che abbia una ricaduta sociale, una ricaduta etica, una diffusione reale del beneficio. Vuol dire che le attività devono essere reali, concrete. Ebbene, per essere reali e concreti abbiamo detto il capitale non può produrre interesse di per sé, ma allora cosa deve produrre? Piuttosto, nella prospettiva islamica, il capitale può produrre una partecipazione agli utili, una partecipazione dall'utile che dall'attività può derivare, ma questo è un atteggiamento completamente diverso, anche perché significa che abbiamo visto oggi c'è molta difficoltà per l'accesso al credito.
si va da una banca, è molto difficile ottenere il credito perché la banca classica, normale, basata sulla finanza occidentale, la finanza che tutti conosciamo, si basa solo sulla capacità che colui che riceve i soldi possa restituirli. Mentre invece nella prospettiva della finanza islamica ciò che conta è la bontà del progetto, se il progetto è buono, se è trasparente, se è lecito, se è regolare, se rispetta i sacramenti divini, ebbene è lecito, può essere degno di fiducia. Per cui possiamo dire che, senza voler pretendere che Islam is the solution, non vogliamo dire questo. L'etica nella finanza islamica è la stessa etica che possiamo trovare anche nelle rivelazioni precedenti, perché è la stessa presenza di Dio a manifestarsi. Però possiamo sperare che questa abbia una circolazione virtuosa. La circolazione virtuosa è come dire che il capitale può essere impiegato e può trasmettere una transazione di fiducia tra chi presta il denaro e chi lo riceve. E questo implica anche una giustizia, perché abbiamo sentito parlare anche del lavoro. Anche il rappresentante Murid ha detto prima: non basta il lavoro, bisogna che il lavoro sia anche dignitoso e bisogna anche quindi che ogni transazione commerciale abbia una giustizia, un'equità, una giustizia tra prestazione e controprestazione, una giustizia informativa, una giustizia trasparente, una circolazione, possiamo dire, della benedizione. Quello che possiamo auspicare è che se il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era definito al-Amin, il degno di fiducia, è perché tutto partiva anche, prima ancora che diventasse il profeta dall'Islam, dalla sua attività di affidabilità nel lavoro. Ebbene, questa fiducia è la fiducia che Dio ripone nell'uomo, e questa fiducia che Dio ripone nell'uomo, l'uomo deve ritrasmetterla invece in quelle che sono le sue azioni sociali, lavorative, economiche e finanziarie. Qual è lo scopo? Lo scopo è che anche quando l'uomo fa un'azione sociale e finanziaria possa produrre in sé o in qualcun altro o in coloro che beneficiano il ricordo di Dio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. macha allah jar na tàccu lool ndax feeñal na ni nga xam ne noonu la ko sëñ Abdou Salam waxee. daanaka seeni wax ñoom ñaar ñoo méngoo, ndax lislaam moom amul ju njëkk amul ju mujj. ba fi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ba léegi alxuraan ji fi newoon moo fi ne, sunna si fi newoon moo fi ne. kon li mu wax dafa daal di maraloo net ak li nga xam ne moom la sëñ Abdou Salam wax. mu wax ne diiney lislaam ni mu ko gisee moom ci wàllu jikko ju rafet, wuti koppar maanaam wut xaalis ak li nga xam ne moom mooy liggéey, dafa am li nga xam ne moom mooy maanaam finance islamique bu ñu ko méngalee nan la gisee li nga xam ne mooy réalité économique, maanaam fii jamono toll ci sàkku am koom. ndax liggéey diine yëpp ñoo ci bokk wàccuwaay, rawatina ñetti diine yi muy lislaam, muy wàkka Seydina Isa ak ñi nga xam ne ñooy juif yi muy yahudi. lan ngay yore ci wàllu xoppar mooy capital bi nga yor yàlla moo la ko jox. kon nit ki li ko yàlla jox daf ko war a utiliser ak responsabilité. dafa war a investir capital boobu ci lu neex yàlla, waaye ci loo xam ni dafay delluwaat ci doomu aadama. utiliser ko ci justice, utiliser ko ndax barkeb yàlla la bu mu jox doomu aadama. kon ca la mu ko utiliser dafa war a doon loo xam ni lu barkeel la. mu ñëw ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci tudde gi ñu ko tuddee al amin. tudde gi ñu ko tuddee al amin
ndax wóor gu mu wóoroon ci ni nga xam ne noonu la daan liggéeyee ak jëflanteem ak nit ñi kon doomu aadama war naa fexe rawatina jullit bi ba lépp lu muy dox mu wóor ca te kóolute googu dafay dikkaat ci jikko ji rafet ci melokaanu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nit ki alal ji mu am ni nga xam ne noonu la ko professeur Abdou Salam Lo waxe woon du ne lu ko neex mu liggéey ko wala lu ko neex mu def ko la muy liggéeyee war naa liggéey bu diine gërëm waaye itam la mu cay jëlee na ko def foo xamante ni nii fu diine gërëm la fu juste la kon ku wax dugal ay koppar ci maanaam investir ko waxtam teg ko ci lu wér waaye teg ko ci li nga xam ne noonu la ko l'islam maanaam jàngale xaalis bi nga xamante ne da nga koo jël dafa war a jariñ nit ki ci ni ko diine jàngale ndax bu ñu xoolee ñoom koomu àdduna ñi ko ñii déggee ni ko finance maanaam bu moderne bi déggee mooy fexe yow ba am koom waaye ni ko diine jàngale mooy mu fexe ba am lu mu jariñ doomu aadama bi am lu mu defar moom ci jikkoom ak ci melokaanam. Si sta avvicinando il termine della tavola rotonda e si sta avvicinando anche l'ora della preghiera. Passerei quindi la parola a Francesco Marinelli, segretario generale della CISL Romagna, e a Primo Gatta della segreteria della CGIL di Rimini. Chiederei ad entrambi due brevi interventi possibilmente, in modo tale da dare poi la possibilità di una traduzione unica. Abbiamo sentito la problematica della restituzione, di riuscire a restituire qualche cosa. Si riesce a restituire effettivamente qualche cosa? C'è questa dimensione di circolo virtuoso oppure su questo occorre lavorare ancora molto? Buon pomeriggio a tutti. Intanto ringrazio per l'invito a partecipare a questo incontro molto importante per parlare ma anche per ascoltare. Incontrarsi è una cosa fondamentale nella vita. Incontrarsi ci permette di conoscerci, ci permette di individuare assieme gli obiettivi, le cose concrete da fare. Il sindacato è un'associazione, io rappresento la CGIL, accanto a me c'è il collega della CISL. Il sindacato è un'associazione di lavoratori per lavoratori, è un'associazione libera che ha come missione quella di rappresentare e tutelare al meglio chi lavora. La domanda che veniva fatta è una domanda importante. Cosa c'è ancora da fare? Purtroppo dobbiamo dire, in una società come quella occidentale, in Europa ci sono ancora tante cose da fare. Anzi, a essere onesti, vediamo che ci sono giorni in cui si passa indietro, si torna indietro, si torna a un passato fatto di difficoltà, di tanti problemi, anche di sfruttamento. E quindi noi crediamo che ancora ci sia da lavorare tanto assieme. Oggi ascoltavo con grande piacere e soddisfazione gli altri relatori e vedevo tante cose comuni, tanti valori, tanti principi comuni, e questo mi dà coraggio, mi dà fiducia, perché vedo che si può ancora fare, si possono fare delle cose utili alle persone, perché il lavoro
è una cosa importante. Da una parte dà risposte concrete, materiali, per poter vivere meglio, ma dall'altro è anche una risposta ai valori, al bisogno, ecco, di realizzazione della persona. La vita sappiamo tutti che è un momento di passaggio e quindi deve essere una cosa dove il singolo si mette a disposizione del bene comune, della società, della collettività, e quindi realizzare quelli che sono i nostri principi e i nostri valori, che sono legati alla persona. Su questo noi crediamo che il lavoro sia importante, tutti i lavori, quando sono onesti, e per onesto intendo un lavoro che sia in agricoltura, che sia a fare il muratore, a fare il falegname, oppure nel turismo, a fare il cameriere in un bar o in un albergo. Tutti i lavori sono importanti, non c'è un lavoro di serie A o di serie B, un lavoro importante e altro meno importante. La differenza credo deve essere tra un lavoro dignitoso e un lavoro invece poco dignitoso. Il lavoro dignitoso è quello che permette a tutti di emanciparsi, di liberarsi, di migliorare le proprie condizioni personali, individuali ma collettive. Il lavoro poco dignitoso è quello che prevede lo sfruttamento di un uomo sull'altro per la ricchezza non di una comunità ma per la ricchezza di pochi. Ecco. Noi lavoriamo perché il lavoro sia una cosa che sia un valore e sia uno strumento utile alla comunità, a tutti. Questo è quello che come sindacato noi tutti i giorni cerchiamo con grande difficoltà. L'ultima cosa che è importante, partecipare. Noi abbiamo come compito quello di organizzare le persone, di vivere insieme alle persone, di lavorare insieme alle persone. Quello che vi chiediamo e chiediamo a tutti, ecco, di partecipare in quelli che sono i momenti di discussione sul lavoro. E assieme, ognuno portando la sua idea, la sua proposta, eventualmente anche la sua critica, costruiamo quello che deve essere un mondo migliore. Grazie. A tutti, grazie davvero per l'opportunità che ci date anche come sindacato per intervenire a questa iniziativa di oggi. Crediamo sia molto importante in tempi come questi, dove purtroppo ci sono anche difficoltà nel nostro Paese sul piano economico, sociale, aprire una riflessione profonda sui temi legati al lavoro. Guardate, quello che oggi emerge sempre di più è che il lavoro come tema stia scomparendo un po' da quello che sono le cronache. Invece noi come sindacato pensiamo che in questo momento, in questa precisa fase storica, sia molto importante riportare al centro della discussione, al centro dell'attenzione il tema del lavoro. Lo è stato detto anche dagli interlocutori che sono intervenuti oggi e che mi hanno preceduto. Il lavoro è prima di tutto dignità, è riconoscimento di cittadinanza, è un momento in cui davvero la persona si eleva e quindi ha la possibilità di mettere in evidenza i suoi talenti, il suo ingegno, e questo penso che sia un elemento importante su cui noi oggi dobbiamo fare una riflessione. Lo si diceva prima, sempre di più oggi purtroppo assistiamo anche a situazioni in cui il lavoro non corrisponde a questo, perché abbiamo situazioni in cui il lavoro purtroppo è anche sfruttamento, purtroppo rappresenta anche un fenomeno di emarginazione. Allora il nostro ruolo come sindacato, e lo diceva anche il collega che mi ha preceduto della CGIL, io rappresento la CISL, è quello di far sì che il lavoro
non solo torni al centro dell'attenzione, ma ci sia attorno al lavoro davvero una battaglia perché il lavoro rappresenti un punto di elevazione totale per la persona. Questo è fondamentale per lo sviluppo della nostra società, per lo sviluppo anche della coesione sociale. Non dimentichiamoci che il lavoro è anche un punto di incontro, quindi abbiamo davvero bisogno di lavorare insieme su questo tema e credo che oggi la dimostrazione è anche di quello che si è fatto nel nostro territorio, dove abbiamo tante realtà aziendali in cui c'è una grande presenza anche di lavoratori stranieri e sono realtà importanti in cui si è realizzata una forte integrazione. Queste rappresentano degli esempi importanti per dire e per rilanciare che laddove si fa integrazione, laddove si lavora per la coesione, laddove si creano quelle condizioni di unità, questo porta uno sviluppo complessivo anche nella nostra società. E quindi su questo tema noi abbiamo bisogno di concentrare la nostra attenzione, abbiamo bisogno di concentrare come sindacato il nostro impegno quotidiano. È evidente, non possiamo farlo da soli, abbiamo la necessità di farlo insieme ai lavoratori, di farlo insieme a tutti voi, di farlo insieme anche agli altri soggetti istituzionali. Questo è un lavoro comune, è un impegno comune che ci dobbiamo assumere se vogliamo davvero portare a un risultato di prospettiva la nostra società e il nostro mondo del lavoro. Infine, ci tenevo anche, e credo che questo sia un momento importante, a sottolineare quanto sia importante creare momenti di incontro e oggi essere qui insieme, valorizzare come lo abbiamo fatto negli ultimi anni questa data del 12 giugno come un momento di confronto in cui ci troviamo tutti insieme, in cui cerchiamo di dialogare, di riportare al centro alcuni temi, credo che sia un elemento assolutamente fondamentale che non dobbiamo disperdere. Partecipare vuol dire anche questo. Partecipare vuol dire che ognuno, per il ruolo che ha nella propria società, deve cercare di fare il massimo perché si ottenga lo stesso risultato finale e tutti abbiamo una grande opportunità per farlo. Quindi l'invito è continuiamo insieme a partecipare e a costruire una società migliore. Grazie. ñu ñaan rek ñu dal lii mooy intervention bu mujj bi incha allah bu ñu àggalee rek ñu jublu ci liggéey bi ñu joxoon kàddu ki nga xam ne moom moo fi teewal CGL moo njëkk àddu ki waxal waa CGL wax lan la ñu war a def dañu war a def bari na lool te gis na ne condition liggéey mi ngi gën a metti kon au lieu ñu jëm ca kanam mel na ni am na ak deltu ginnaaw kon li ñu war a def bari na lool gis na liggéey yoo xam ne ànd na ak exploitation nit ki kon dafa mel ne au lieu ñu jëm ca kanam dañuy dellu ca ginnaaw loolu nag li koy saafara mooy toogaat waxtaan liggéeykat bi état bi ak ñoom ñi nga xam ne seen liggéey du dara lu dul déglu ak wax ak xool naka la ñuy def ba saafara jafe-jafe yi ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi nee na li mu fi dégg lépp ñu wax ko ñi nga xam ne ñoo fi toogal diine wax ko moo xam muy diine l'islam wala muy diine chrétien valeur yi ak principe yi ñu bokk ko ci liggéey ak ci jikko ji rafet nee na loolu daf koy jox courage daf koy dolli lu bare bari kon moom nee na mën naa am yaakaar bu rafet nee na ci ñi ñuy jonjool ci wàllu liggéey yi ñëpp a ngi ci maçon baa ngi ci baykat baa ngi ci kii raxas palaat yi ca hôtel ba mi ngi ci
kii ministre mi ngi ci waaye liggéey nag la ca war mooy muy liggéey boo xam ne dafay sàmm dignité ngor ak àqu ki koy def waaye du doon liggéey boo xam ne dafay ñàkkal fayda nit ki wala mu koy xañ am ay àqam wala sax ñu koy exploiter. kon liggéey dafa doon loo xam ne dafa war a libérer nit ki ñoom ñi nga xam ne seen taxawaay guddi bëccëg suba ak ngoon mooy défendre liggéeykat yi dañoo jàpp ne nit ki liggéey daf ko war a mën a dagg bu mu njaamam ci mu moom boppam ci faj ay soxlaam mu moom boppam ci xam ne moom warul toog rek bañ a def dara. comme nee na mi ngi sant ñi organiser lii tey ñaan ñu sax ci ndax bu ñu dajee di waxtaan des na mën a trouver ay solution. keneen ki moom nee na mi ngi sant ci ñëw gi mu ñëw ñu may ko opportunité mu mën a daje ak ay nit ñoo xam ne xëy na mosu leen a gis ñu mën a échangeante mën a waxtaan ci li nga xamante ne moom la ñu seq muy liggéey te liggéey dafa war a doon li nga xam ne moo war a nekk au centre de l'attention moom la ñëpp war a gën a jox ak ndax doomu aadama bi mënu koo ñàkk. ñu fexe ba gën a mettre accent muy maanaam gën a sukkandiku ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu talent muy capacité ndax fi ne boo xoolee ki la ëpp possibilité liggéey mooy ki la ëpp ay capacité maanaam ki la ëpp xam-xam wala mu jàng wala mu def formation moo gën a mën a am chance su liggéey ka ki nga xam ne dafa ñëw te jàngul dara. bu ngeen ko xoolee daanaka fi ne boo xoolee booy def permis ñi nga xam ne jànguñu fi ne jànguwul xaw a dëgër tuuti permis moom booy boo ñu xam ne moom mook dem ci asamaan si ñoo yem ci ñoom. kon lii nee na liy jiitu ci nit ki lépp mooy mu am ay capacité te capacité li ko jox nit ki mooy mu gëdd dem jàngi gëddu dem sàkku ji xam-xam. nee na liggéey du yam rekk ci may nit ki mu moom boppam waaye dafa doon barabu boo xam ne dañuy daje ndax ku wax liggéey wax ay nit ñu bokkul jëmuwaay maanaam ci gëm-gëm wala pas-pas waaye ñuy daje ndax fa ñuy sàkkoo am koom ñoo koy bokk kon barab bu ñuy dajale waaye fu nit daje tam faw jokkalante ak séq lu rafet am fa. gis na tamit ne liggéey luy dëgëral cohésion sociale la ndax xam nañ ne fii mu toll nii sunu mbokk étranger yi bari nañ ci réew mi lool waaye itam kon lu bari bu baree rek valeur yu bari dana ñëw te valeur yu bari képp ku ko am da nga am richesse. kon nag la nga xam ne mooy indi solution yi mooy ñuy daje di waxtaan di giisoo état bi ak liggéeykat yi ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy institution yi muy état bi kon ak liggéeykat yi ak ñoom ñi nga xam ne ñooy syndicat yi. nee na ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci déglu gi ngeen déglu ak may gi ngeen leen may ñu taataan fi wax dëgg yàlla loo xamante ni xamuñu ko woon ñu ngi leen sant di leen gërëm. Con questo concludiamo, adesso chiedo la parola al moderatore, signor Di Bertinoro, e lo ringraziamo in nome di tutta la comunità senegalese per aver fatto sì che sia possibile organizzare questo incontro tanti punti proprio proficui. Sono io che ringrazio per l'invito di quest'anno, ringrazio la comunità Murid, ringrazio Serigne Mormbake, ringrazio il suo rappresentante, il professor Abdul Salam Lo. Ringrazio il dottor Abdal Sabur Turrini, direttore di Coreis. Ringrazio il dottor Fabrizio Moretti, presidente della Camera di Commercio di Rimini, vicepresidente della Camera di Commercio della Romagna. E ringrazio Primo Gatta, in rappresentanza della segreteria della CGIL di Rimini, Francesco Marinelli, segretario generale di CISL Romagna. Grazie a tutti e un buon proseguimento di serata.